On air live adesso, siamo bentornati, siamo in diretta sulla pagina Facebook Reporter Nord-Est Isonzo News per la nostra rassegna stampa quotidiana tratta dal Piccolo e dal Messaggero Veneto, declinati in tutte le loro edizioni e anche con le notizie di tutti i grandi capoluoghi e dei piccoli paesi, delle piccole comunità che fanno sempre notizia e che hanno tanta vivacità da dimostrare e anche magari qualche notizia di quelle di nera, come si suol dire. Per quanto riguarda oggi abbiamo un bel po' di cose, si parla sia sul Messaggero che sul Piccolo di alcuni argomenti comuni. Cominciamo con le 4 prime pagine delle edizioni locali di questi due quotidiani e adesso però prima di qualsiasi cosa dicono che va la sigla. Ecco, la sigla è andata, come vedete noi siamo live, come vedete dalla nostra scritta e di conseguenza siamo in diretta per quel che riguarda le notizie anche dell'ultimo momento, qualora ce ne fossero. Intanto partiamo con il Piccolo. Edizione di Trieste, Porto, Roma lancia il salvagente, messo a punto da PD e Movimento 5 Stelle l'emendamento che corregge la normativa utilizzata dall'ANAC per destituire D'Agostino, presto il voto in Parlamento, solidarietà a Zeno, forzisti isolati in frantumi la maggioranza comunale. L'autorità decapitata inoltre al Ministero le 10.000 inoltrate al Ministero le 10.000 firme di protesta e in questo caso protesta bipartisan da entrambe le parti, raccolte in 5 giorni dal Dem Russo, consigliere regionale, ex senatore anche. La fotonotizia è dedicata alla movida a Trieste, 3 locali chiusi, ora più controlli dalla scienza appello contro il via libera alle disco. Discoteca era un termine che non sentivo dagli anni 70, una cosa del genere. E per quanto riguarda sostegni a fondo perduto con i fondi della regione, sito di Insiel subito in tilt, nel primo giorno 10.000 richieste da imprese del Friuli Venezia Giulia, ma non era un click day come hanno detto tutti. E poi un serbo al caffè degli Specchi paga con 200 euro giudicati falsi, zuffa e arresto, i soldi erano veri. Certo che pagare con 200 euro di questi tempi è una banconota che non se ne vedono tante in giro, a dire la verità. Poi il Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone. Anche qua Roma lancia il salvagente per il porto e la fotonotizia è dedicata a Grado. Vienna riapre i confini a Grado, prime prenotazioni, esultano gli hotel a 4 stelle, segnali incoraggianti. E poi sotto di piede pure Monfalcone e Gorizia in festa per la liberazione dalle truppe titine. Storia e polemiche sul 12 giugno. Quindi staremo a vedere domani in questo caso. Sia Trieste, Gorizia e Monfalcone faranno delle cerimonie per la ripartenza, per la lasciata di questi luoghi da parte delle truppe di Tito. Andiamo al Messaggero Veneto, questo è quello di Udine, la corsa per i contributi bande in blocco in Siel, che oltre 3.000 richieste sono arrivate allo scoccare del click day, ma non era un click day, ma c'è tempo fino al 26 giugno e quindi non ci sono problemi, non è che prima arriva meglio alloggia. Fotonotizia dedicata al conto alla rovescia per la maturità al tempo del virus, e questa dovrebbe essere l'aula preparata con i banchi per i professori, magari il candidato, il maturando sulla
sulla cattedra in questo caso. Penso di sì, almeno a ragionare potrebbe essere così. Udine, titoli locali, mappa delle strade chiuse nel weekend per dare spazio ai locali, poi la manifestazione, centinaia in piazza per protestare contro il razzismo, e qua il virus non ci va naturalmente. Indennità INPS senza averne diritto stranieri nei guai, e poi una donna ubriaca si scaglia contro i carabinieri, arrestata. Io dico sempre che le manifestazioni, se sono difficili da fare, sono difficili per tutti, se sono proibite per tutti. Non è perché uno manifesta contro Tizio o Caio è più bravo e più giusto. Il virus non guarda in faccia a nessuno, sappiatelo se non l'avete ancora capito. Ok, va bene. Anche qua messaggero di Pordenone, la cosa per i contributi manda in blocco in SIL. Sopra il titolo principale, il Movimento 5 Stelle e Demson al lavoro per una norma salva d'Agostino. Anche qua ci sono dei riferimenti a Trieste. La fotonotizia è dedicata al Pordenone Calcio. Pordenone Calcio a Fontana Fredda, trovati i soldi, ma Lovisa non molla sul nuovo stadio e ha ragione. Viabilità, cominciato l'iter per realizzare il ponte sul Meduna, maltempo, una bomba d'acqua allaga le strade e danneggia le colture. Scotch sulle piaghe della donna assistita badante condannata, e poi rompe la vetrata del Palasport, ragazzo nei guai. Questo è le 4 pagine per quanto riguarda il Messaggero e il Piccolo. Adesso passiamo alle notizie dalla regione. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Eccole qua le notizie dalla regione, cominciamo con il Messaggero Veneto. Le aziende in cerca di contributi, migliaia di domande in SIEL in tilt, e qua c'è la il cronometro di come è andata la prima giornata. Alle 8 3.000 richieste di accesso al sito della regione, alle 8.05 il sistema bloccato, alle 11 3.000 domande registrate, alle 12 4.311 domande registrate, alle 16 12.431 domande registrate, e sono attese oltre 35.000 richieste di contributo. Il sito della regione è stato preso d'assalto da 35.000 potenziali beneficiari. L'iter si concluderà il 26 giugno, quindi che diciamo è una cosa interessante. Il caso però, la rabbia di Sappada esclusa dall'elenco non compariva in Friuli, e c'è la foto, benvenuti in Friuli Venezia Giulia quella volta, e invece adesso è successo questo guaio. Vedremo se ci sarà da rimediare, quindi gli artigiani di Sappada non possono fare domanda. Vabbè, insomma. Cagliari non è un click day, ci sono risorse per tutti. Bolsonaro, bastava dirlo, il blocco del sistema ha animato il dibattito in consiglio, l'esecutivo si difende, opposizione all'attacco, solo martedì Federica ha chiarito, ma ormai era troppo tardi. Contributi a fondo perduto, c'è il riquadro, tanto per questa attività 8 euro, eccetera, eccetera. E poi per opere pubbliche l'assessore Pizzimenti stanzia un altro 1.000.000 per coprire le spese legate al Covid. Il Partito Democratico, Jacob si appella a Rosolén e alla Giunta, servono più fondi per i centri estivi. Andiamo a vedere ancora la situazione di INSIEL, serve ancora al Friuli Venezia Giulia, non avevamo mai gestito prima 3.000 accessi contemporanei. Il presidente Antonini spiega i motivi del blocco e illustra i progetti futuri. Sbagliato affidare tutto al mercato, è proprio un piano di investimenti, è pronto un piano di investimenti triennale. Andiamo a vedere la maturità, la scuola. Allora, maturità a 2 metri di distanza, ingressi separati e mascherine, ci sarà anche l'aula ambulatorio. Dal 17 esame di Stato in versione Covid, le prove si svolgeranno nei corridoi e negli spazi più ampi. Lunedì l'insediamento delle commissioni, ieri allo Stellini i ragazzi hanno voluto suonare la campanella. E poi gli universitari, riaprite le case dello studente, il Veneto l'ha già fatto. Lettera Regione e Ardi, sono residenze non alberghi, vogliamo rientrare, le discoteche riprendono mentre il diritto allo studio non viene garantito. Questo è
sempre il Messaggero Veneto. Se leggiamo questa notizia dall'economia e poi passiamo alla regione del piccolo. Un nuovo ponte in Norvegia e la sede di Google a New York. La Rizzani da hacker protagonista con Basics dell'infrastruttura sul lago di Mioja, e per l'edificio di Manhattan è stata esportata la tecnica dei prefabbricati. E poi c'è anche un'altra cosa che mi ero dimenticata, arriva, per notizia della Coldiretti, arriva la Vespa Samurai, salverà i raccolti dalla cimice asiatica, quindi invasione di cinesi, giapponesi anche negli insetti. Andiamo al piccolo, patto Movimento 5 Stelle PD a Roma per approvare la norma Salva D'Agostino, il ministro Patuanelli e la deputata Serracchiani al lavoro fra Palazzo Chigi e Camere per un emendamento che superi le criticità formali sollevate dall'ANAC. E poi Monfalcone si schiera, un attacco per stoppare la conferma al vertice Sindacati Uniti, supporto incondizionato. E per quanto riguarda D'Agostino abbiamo ancora altre notizie. Inviate a De Micheli le oltre 10.000 firme raccolte online a sostegno di Zeno, questa fatta da Francesco Russo, e nell'aula del capoluogo solidarietà trasversale, ma Forza Italia resta sola sulla mozione anti-Cina. Gli azzurri si smarcano dal testo unitario per il presidente decaduto, ma il loro documento divide la maggioranza e racimola 6 voti. Quindi, e poi per chi mastica di politica, qualcosa su Forza Italia in Trieste deve voler dire una cosa del genere. Per quel che riguarda i contributi Covid, anche sul piccolo fiume di richiesta, il portale in sé finisce in blocco, oltre 10.000 domande nella prima giornata della piattaforma, e il tilt scatena feroci polemiche. Ancora, per quanto riguarda i lavori del Consiglio regionale, lo scontro sull'abolizione degli appalti centralizzati frena l'iter della Omnibus. Andiamo avanti, andiamo a vedere ancora il piccolo flop test sierologico nazionale, i sì al 35%, la situazione in Friuli Venezia Giulia. Solo un contattato su 3 in Friuli Venezia Giulia ha aderito alla campagna per la mappatura del coronavirus, chiamati in 6.900 su 7.900. Qua abbiamo il contagio in Friuli Venezia Giulia in questo momento ad oggi, e poi terapie intensive Covid a quota 0 ricoverati, 2 nuovi positivi a Udine e all'ospedale Maggiore, riabilitazione a Trieste, riattivate le degenze. Appello degli scienziati a Federica, discoteche ok? Serve coerenza, la lettera aperta di giorno sacrifici per famiglie e imprese, ma di notte ci si può contagiare in allegria. Diciamo che anche non vuol neanche esagerare. Comunque andiamo su quanto riguarda la ripartenza, la situazione in Trieste, alcol a minorenni e risse, 3 locali chiusi a Trieste, la movida resta vigilata, stop per bar di via Lazzaretto Vecchio, via D'Annunzio e via della Raffineria, e in via Torino 7 steward confermati, l'ipotesi dell'ordinanza anti-vetro. E per quanto riguarda l'hotel triestino il Savoia, dall'hotel triestino voucher con sconti del 50%. Il Savoia riapre i battenti con il protocollo sicurezza, ma gli alberghi soffrono. Molte strutture restano ancora chiuse, mentre ci sono bed and breakfast che propongono camere a 20 euro. A Grado riaprono, sempre parlando di hotel, gli hotel a 4 stelle, prime prenotazioni in arrivo dall'Austria, il presidente del consorzio Sawyer, segnali incoraggianti, abbiamo deciso assieme di dare una spinta all'ottimismo. E Gorizia invece, rincorsa affannosa alla nuova zona franca per il rilancio del territorio. Ancora per quanto riguarda mi pare che c'è un'altra notizia simile il precedente, vedete in piccolo, in Veneto via libera del governo alla ZLS rafforzata, questo è il precedente, sarebbe una zona particolare, non proprio la zona franca di prima, ma una zona molto ambita. Vienna arriva la conferma, valichi aperti dal 16 giugno, passaggi liberi, niente più pattuglie, resta sconsigliato recarsi in Lombardia, cioè gli austriaci sconsigliano di andare in Lombardia. Slovenia, gli italiani che hanno casa entrano solo esibendo l'atto di proprietà. Ancora per quanto riguarda, e magari finiamo con la pagina regionale,
Grazie al piccolo andiamo oltre confine, ma andiamo a Fiume. Fiume Capitale si dimette la direttrice. La decisione di Visnic dopo l'indagine aperta su alcuni addetti della società, ma il comune nomina al vertice la sua vice. Sapete che Fiume è la capitale della cultura europea 2020 e quindi si hanno beccato un buon anno, ma comunque ci sono stati dei problemini, sembra che ci fossero delle cose non proprio, come possiamo dire, non proprio chiare, diciamola così. Già che ci siamo, come al solito, noi vi diciamo che abbiamo anche i video delle bellezze del Friuli Venezia Giulia per convincervi anche a venire o rimanere a fare le ferie o quello che potete fare in Friuli Venezia Giulia, anche magari qualche weekend, per vedere le bellezze del Friuli Venezia Giulia. Qua ne abbiamo diversi, abbiamo l'ultima produzione di Turismo FVG che riguarda l'Isola del Sole di Grado. Penso che sia di qualche giorno fa. Vediamo cosa ci dice questa bella situazione. I'm gonna love it, baby. I wanna love the vibe. I'm gonna say it. Maybe it's time to make you mine. Don't you worry, baby. I only made you mine. And now you feel it, baby. Now we're gonna love the vibe. I wanna love it. So come with me and love the vibe. Il piccolo Trieste. Eccolo qua, il piccolo di Trieste, Trieste città. Il magazzino 26 riapre i cantieri per il super polo della cultura. Appaltati lavori per oltre 3 milioni per preparare gli spazi a Immaginario, Masserizie degli Esuli e Museo del Mare. Questo è un posto molto grande per quanto riguarda gli spazi triestini. L'hangar da 180.000 metri cubi in grado di contenere di tutto. L'edificio nel 2011 ospitò la Biennale diffusa di Vittorio Sgarbi. Fu un grande, bello spettacolo veramente. Via Trento, la nuova segnaletica annuncia le pedonalizzazioni, automobilisti traditi in queste ore dai divieti appena installati tra via Machiavelli e via Valdirivo. In realtà la chiusura al traffico scatterà soltanto nei prossimi giorni. La rivoluzione della mobilità a regime in Borgo Teresiano ed è imminente anche il ritorno del passaggio sotto il Palazzo Rosso, scusate, ho avuto qualcosa di traverso. Dunque, ancora per quanto riguarda Trieste Cronaca, soluzione bis per gli 8 poliziotti finiti sotto processo nel caso Alina. Il primo giudizio confermato in appello, le accuse erano di sequestro di persona e omicidio colposo. Il procedimento penale sul suicidio della 32enne ucraina e sui migranti trattenuti al commissariato di Opicina. E poi salta una conduttura, strada invasa dall'acqua, il traffico va in tilt, i disagi tra le vie Udine e Sant'Anastasio. Ancora Trieste, i soldi sono falsi e scatta il parapiglia, ubriaco paga con un taglio da 200 euro, alla fine risultato vero, rifiutato dalla macchinetta, poi aggredisce la polizia, incella l'episodio al caffè degli Specchi. Poi ancora andiamo a Trieste, cronaca, caserme alloggi locali, maxi asta da 1,3 milioni alle battute decisive. In chiusura oggi il termine per la presentazione delle offerte per gli immobili proposti su internet dal demanio a Trieste. E il regolamento sulla toponomastica in commissione, il comune punta sui numeri civici uniformi.
Andiamo avanti, andiamo a Trieste Cronaca ancora, si parla dell'addio a Sossi, Garofani Rossi, bandiere CGIL e gratitudine nell'addio a Sossi, difensore dei più deboli. A Sant'Anna il tributo al sindacalista e politico morto a 72 anni, tante le testimonianze di stima a un grande uomo, molto ben voluto. Tolto il contenitore verde, qua siamo adesso, usciamo da Trieste, siamo a Muggia, tolto il contenitore del verde scambiato per una discarica. La decisione della Giunta Marzi dopo i ripetuti casi di inciviltà. Rimossa dal comune di Muggia la benna di Darsella San Bartolomeo dedicata alle ramaglie dentro e fuori era diventata un ricettacolo di rifiuti di ogni genere. E poi invece per Duino Resina, Pallotta Gela Gabrovez, scuola Scec a rischio deve restare chiusa, il dibattito a Duino Resina. E poi la procedura urbanistica va a Rosandra, 30 giorni per i reclami al piano, qua siamo a San Dorligo della Valle. Poi per Trieste non dovremmo avere altro, mi pare che sia finito, controlliamo se c'è ancora qualcosa, no, però vi segnalo questa cosa molto interessante che è questa, ed è dall'economia del piccolo. Generali Arte assicura le collezioni degli sceicchi, continua l'espansione grazie all'accordo con Oman Insurance, la più importante compagnia del Medio Oriente. Il CEO Gazanson entro l'anno il lancio in Italia. Questa è una cosa interessante per quanto riguarda il piccolo. E adesso direi di andare a vedere un altro bel filmatino per quanto riguarda un giretto, vediamo se è così, magari che possiamo vedere questo qua che è interessante, non questo ma questo qua. Allora dai, vediamo se ce la facciamo. I luoghi sono lo specchio della gente che li abita. I sorrisi, l'espressione del saper accogliere. Perché abbiamo imparato che incontrarsi significa conoscere e crescere. Le rughe sono la calligrafia della storia, che puoi leggere in ogni strada, su ogni palazzo. La città ha l'espressione vitale del giovane, il volto gioviale della maturità, in continuo movimento, alla velocità del mondo che cambia. Gorizia, il sapore di una città mitteleuropea, il calore di sentirsi a casa. Il piccolo Gorizia, Monfalcone. Ed eccolo il piccolo di Gorizia e Monfalcone, parcheggio sotterraneo e aree verdi, stiamo parlando di Gorizia Cronaca, Gorizia Città, Casa Rossa ridisegnata dagli studenti, la cura antidegrado proposta dal laboratorio Gorizia RRR Lab del corso di laurea in architettura, lente di ingrandimento su 7 aree della città, gli assessori Bellan e Gatta, progetto realizzabile. E qua ci sono alcuni scorci attualmente di Casa Rossa, il piazzale, per chi non lo sapesse, che è attaccato al confine per andare in Slovenia, quello grande dove ci sono tanti camion, dove si parcheggia per gusti di frontiera, eccetera eccetera. Sempre per Gorizia, rilanciare imprese e territorio attraverso botteghe digitali, il partenariato fra comune, Confcommercio e associazione. L'assessore Bernovic, prevista anche una summer school sulla creatività. Andiamo avanti, andiamo a vedere altri titoli. Con il rischio tagli alla cultura, programmazione impossibile, il responso a luglio, le richieste di contributo sono diminuite del 27% rispetto alle 154 del 2019, ma la riduzione non porterà maggiori risorse a chi ha presentato domanda, perché ci sono probabilmente meno soldi. Poi ancora usciamo da Gorizia, andiamo a vedere
cessa l'incubo Pecol dei lupi, discarica verso la soppressione. Tavella Isambiente, difendo la scelta di colmare lo spazio residuo con nuovi rifiuti, progetto portato avanti con buon senso, previsti controlli periodici dell'ARPA, dunque niente Pecol. C'era l'intenzione di avere di rimpinguare quel buco che può essere rimpinguato. Giù le mani da Iris Acqua, fermate le battaglie politiche, la presa di posizione dell'assessore Obizzi, l'affidamento diretto dal punto di vista giuridico e normativo è tutto in regola. Questo è per quel che riguarda la situazione per degli enti sovracomunali. Monfalcone, elezioni a sinistra, voglia di coalizione e candidato civico per le comunali. Un altro fronte punta a un esponente Dem. Il 27 rinnovo della segreteria PD, i consigli di Pizzolitto, mi pare sindaco per 2 legislature a Monfalcone. Nicoli, conduzione leninista, l'azzurro contro il sindaco, ma con Forza Italia trova filo da torcere. Sapete che c'è stato un distacco tra Giuseppe Nicoli, forzista della prima ora e ora attualmente consigliere regionale, ed faceva parte anche della giunta Cisint e lo stesso sindaco Cisint. Andiamo a Monfalcone. Cronaca, il Porto Vara è il modello di rilancio, 2 imprese portano nuovi traffici, la decadenza di D'Agostino non blocca il riavvio, oggi il comitato cambio degli accosti e altre regole. E poi gli esposti Francovic e Buttignon chiedono di riscrivere la lapide apposta sul municipio, hanno segnalato lo scempio dei cassonetti. I cantierini uccisi dall'amianto non furono eroi ma vittime. Ancora andiamo, adesso andiamo verso Ronchi dei Legionari, ma ancora un titolo. Monfalcone e Gorizia celebrano il 75esimo della liberazione dai Titini, domani in piazza Cavour al Parco della Rimembranza, contro manifestazione degli antifascisti, che non vedo cosa possa significare, ma comunque vorrebbero dire che forse questi signori approvavano i Titini. Questo non riesco a capirlo io. L'ex caserma di Ronchi, il Ruder che deturpa il quartiere di San Vito, e c'è il caso dell'edificio dell'angolo di via 24 maggio e sarebbe il caso di metterlo a posto. Andiamo nella sinistra Isonzo, piazzale delle scuole intitolato ad Anna Frank, siamo a Turiaco, un totem trifacciale ricorderà la figura della giovane vittima della Shoah, sarà posizionato dopo la conclusione dei lavori. Sempre sinistra Isonzo, Staranzano 3 rate per la Tari, 80.000 euro di maggiori entrate, e poi San Canzian, artigiani e negozianti, IMU più leggera sulle sedi di lavoro. Cambiamo sponda dell'Isonzo, destra Isonzo, il Collio, siamo a Capriva del Friuli, il Collio Sauvignon di Russitz Superiore, vino di riferimento nel mercato USA. La produzione riserva 2016 e la vendemmia 2018 al top, lodi dal magazine Wine Enthusiast e dal portale Wine Pie per... dunque abbiamo il cicloturismo e qua siamo a Cormons, il progetto A Mare in bici si è connesso all'Alpe Adria, la cicloturistica che è importantissima. Andiamo a Gradisca d'Isonzo, dal Santone in Losanga alle Isole di Colore, Gradisca ritrova 7 opere di Spazzapan. I dipinti del Comodato Corgnati saranno esposti nella Galleria d'Arte Contemporanea di Via Ciotti da oggi al 6 settembre. Ancora, per quanto riguarda Mariano del Friuli, il gruppo di cammino riparte dalle trincee del monte Brestovec, che è un monte proprio a ridosso di Gorizia. Andiamo a Gradio e chiudiamo l'Isontino con ritorno in servizio la Guardia Medica. Da lunedì riattivate il presidio dedicato a turisti e operatori, operativo fino al 6 settembre ogni giorno dalle 8 alle 20, quindi c'è la possibilità di poter usufruire anche del servizio di guardia medica
a grado. Diciamo che per adesso non c'è altro per quanto riguarda l'Isontino. Andiamo a vedere cosa c'è adesso in quel... No, cosa c'è adesso? Poi ci sarà c'è il cambio di città. Vediamo se c'è un posto dove poter vedere questa cosa che è molto interessante. Ed è una cosa, anzi ci sono due argomenti che vi voglio segnalare prima di Trieste. Adesso abbiamo Trieste ma nelle pagine di Cultura e Società. Cultura e Società, Trieste si rivolse al Papa per frenare l'avanzata di Tito nella Venezia Giulia, visto che si parla del 12 giugno. Scoperta nella Biblioteca Nazionale e Universitaria di Lubiana la trascrizione clandestina delle lettere con la quale alcune personalità giuliane chiesero al pontefice di tutelare la città. Ed è un documento inedito. Magari dall'altro ve lo voglio far vedere dopo, perché è interessante questa cosa qua, perché è molto, come possiamo dire, molto carina la cosa. Ce n'è un'altra cosa che dovrebbe abbattere un totem, ma ve lo mostro dopo. Dai, c'è una richiesta di non andare. Facciamo dopo. Adesso facciamo un giretto per Udine, un giretto molto particolare, a dire la verità. Fai come se fossi a casa tua, in un certo senso, e sei sempre a casa a Udine. Bello questo di Giulios, tratto dal canale YouTube di Promoturismo FVG, molto molto interessante. Allora, dicevamo che prima di vedere Udine, ovviamente, c'è questa attualità dal Messaggero Veneto: non fermiamo le fabbriche ad agosto, l'appello degli industriali del nord per cambiare le ferie, chiediamo un patto di responsabilità a sindacati e lavoratori. E inoltre la D di PD Infarina non ha dubbi, c'è domanda, guai a bloccarsi. Angori, nuove pause criminali, all'estero non ci pensano neanche, sugli incentivi per l'automotive servono stimoli per le famiglie. E non hanno tutti i torti, perché le classiche ferie agostane è meglio scordarsele, almeno per quest'anno, in questa maniera. E dicevamo che adesso abbiamo un'altra puntata della nostra rassegna stampa. Direi di andare con questa. Messaggero Veneto Udine. Eccolo il Messaggero Veneto di Udine. Molte ipotesi ma poche decisioni, la lunga agonia dell'ente fiera. Le idee discoteca, parco divertimenti o spazio scolastico. Da 2 anni però l'area di Martignacco sembra dimenticata ed è un'area molto molto grande. Ancora andiamo a vedere altri titoli da Udine. Tutto pronto per Udine sotto le stelle, tavoli e sedie in strada e negozi aperti da domani alle 18:30 fino a domenica sera, chiusa il traffico le vie Poscolle, Aquileia, Gemona e Lago dei Pecile. Qua c'è la foto di l'anno scorso, comunque, dove, quando e come, ogni fine settimana da venerdì 12 giugno fino a fine ottobre, venerdì e sabato dalle 18:30 alle 23, domenica dalle 10 alle 23. I luoghi, ripetiamo, sono Gemona, via Aquileia, Poscolle in via Mercato Vecchio e Largo dei Pecile per quel che riguarda Udine sotto le stelle. Altro centro di
altro cuore di Udine, arredi in San Giacomo, si torna al primo progetto. Gli esercenti e il comune ripartono dalla proposta formulata lo scorso aprile. Ogni locale avrà 6 tavoli e 4 sedie sul plateatico, tutti sui toni del grigio, quindi tante cose sono state accantonate. Sempre per quanto riguarda Udine, indennità INPS a 8 stranieri ma erano all'estero, denunciati, intascati 68.000 euro, rientrati in patria senza avvertire, continuavano a percepire il contributo. E poi in via Lumignaco finisce fuori strada con l'auto, gravemente ferito un 57enne, come vedete la foto nell'auto di fianco. Andiamo avanti nel capoluogo del Friuli. Fondazione Friuli sostiene l'università, contributo di 800.000 euro per sviluppare progetti finalizzati a rafforzare la ricerca e il sistema territoriale. E poi l'urlo dei 300 in piazza 20 settembre in memoria di Floyd, ora basta razzismo. E il virus qua naturalmente non c'era, ma è ovvio che non ci fosse. Tanti giovani ieri pomeriggio per l'iniziativa, l'evento è sostenuto anche da ANPI e Libera. Io vorrei vedere quelli che protestavano qualche settimana fa, che non bisognava fare le cose, dei giornalisti anche nazionali che non hanno aperto bocca su cose del genere, ma non perché non si possa, ma perché o critichi tutti o non essere proprio di parte. Fai proprio una figura di pirla proprio. L'emergenza mobilita i donatori di sangue, primato friulano per la raccolta di plasma. La FDS udinese ha riorganizzato l'attività dei 29.000 iscritti, rimpinguando le scorte anche a livello nazionale. E ci sono come possiamo dire, una tabella che riguarda appunto le donazioni di sangue. Per quanto riguarda Udine, usciamo da Udine, andiamo a Tolmezzo, riunito il CDA della casa di riposo, qua stiamo parlando di Paluzza della verità, riunito il CDA della casa di riposo, vertice sul bilancio con i sindaci, sui conti pesano le gravi difficoltà dovute al coronavirus, a settembre Santoianni potrebbe lasciare, dice il dottore che era dentro questo tourbillon degli ultimi giorni per aver rinunciato al cavalierato. Per quanto riguarda la cronaca, e qua siamo a Tolmezzo, è ubriaca e manda in ospedale 2 carabinieri, calci e pugni ai militari, arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale una donna di 46 anni, residente in Carnia. Sempre Tolmezzo, accoglienza stranieri, altri 3 anni di SPRAR, la giunta chiede al Ministero di proseguire il progetto, disponibili alloggi per ospitare fino a 15 persone. E poi andiamo a Tarvisio, rientra dall'Austria e sfida il virus aprendo la barberia, e si chiama Sauro Pozzullo nella sua barberia in via Vittorio Veneto, diciamo dov'è per fargli un po' di pubblicità. Per quanto riguarda Tarvisio, in questo caso andiamo a vedere altri titoli per il fuori Udine. Qua siamo a San Daniele, un golpe in Borgo Centro, destituito il presidente Verdini, il vice De Cini si è autoproclamato alla testa dell'assemblea votando il bilancio, ma il capo del comitato reagisce, non poteva farlo, respingiamo ogni pressione. E poi sanità, e qua siamo a Gemona, cardiologia riabilitativa all'ospedale di Gemona, un polo di eccellenza. Sapete che l'ospedale di Gemona ne ha attraversate un po' in questi anni. Pavia di Udine, malore fatale, 55enne dipendente delle poste trovato morto in casa. Alfredo De Reggi aveva allenato i pulcini dell'Union 91 a dare l'allarme ai parenti che non lo vedevano da 2 giorni. Vi ricordo, come potete vedere anche per quanto riguarda la scritta che c'è sopra, siamo nella pagina di Reporter Nord-Est Isonzo News, mettete un like alla pagina e quindi dopo ogni giorno vi arriverà volendo la rassegna stampa automaticamente. E qua siamo a Manzano, l'amministrazione Furlani si schiera no all'ampliamento dell'inceneritore, il sindaco e gli assessori Alessio e Venturini, decisiva la vicinanza alle case. La delibera sarà votata sabato in consiglio. Andiamo a vedere altri titoli per quanto riguarda sempre Manzano. L'assessore Scoccimarro all'ambiente della regione, decisione da rispettare, l'esponente della giunta Federica, l'avevo detto, l'ultima parola spetta al comune. I tecnici valuteranno se concedere o meno l'autorizzazione integrata
ambientale, la famosa AIA, sempre per aumentare questo inceneritore. Negozio ex Mercatone 1 svuotato a sorpresa Areana. Operai al lavoro per eliminare gli arredi del punto vendita che è chiuso dal 2015. I dipendenti preoccupati anche per i ritardi del saldo degli ammortizzatori sociali. Naturalmente qua eravamo a Areana del Royale. Usciamo ancora da Reale del Royale, andiamo nella bassa a Cervignano, lingue, sport e creatività, centri estivi pronti a partire. A Cervignano si inizia il 22 con giochi e divertimento in sicurezza. Le quote di iscrizione sono differenziate in base al periodo e ai servizi erogati e c'è un box con i centri estivi a Cervignano. Andiamo a Palmanova, distretto sott'acqua se piove. Il sindaco scrive all'azienda distretto sanitario che va sott'acqua, perché proprio sia proprio il massimo della vita. E poi ancora la Tisana, test negativi alla casa di riposo di La Tisana, nessun contagio tra i 45 dipendenti e i 56 ospiti dell'Umberto I. 2 settimane fa era risultata positiva un'operatrice. E chiudiamo con Lignano, salottini esterni e contapersone, ripartono Cursal e Mr. Charlie, 2 nomi storici per quanto riguarda il divertimento in Friuli Venezia Giulia. E adesso abbiamo abbiamo un altro video. Cosa potrebbe andare bene? Direi questo qua che non l'abbiamo messo prima, no, questo qua sì. Ed eccoci qua, adesso tocca, come al solito ci mancava solo questo, adesso andiamo a vedere il Messaggero Veneto. Messaggero Veneto Pordenone. Il Messaggero Veneto di Pordenone, eccolo qua, l'ultima provincia per oggi. Il nuovo ponte sul Meduna è più vicino, stiamo parlando di Pordenone città e Pordenone cronaca, in questo caso la città del futuro. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 10 agosto, il manufatto in acciaio sarà a 4 corsie con ciclabile, progetto scelto con un concorso di idee. Questa è la foto della zona corrispondente. Per quanto riguarda il Meduna, il ponte sul Meduna, andiamo avanti, andiamo a cronaca di Pordenone, sigillo della città all'ospedale, scoppia la polemica politica. Rossi a Ciriani, una medaglietta, non ti sei mai fatto vedere quando serviva. La replica, io sempre presente. Il PD, un plauso anche alle case di riposo. Andiamo a vedere il Forte Spirito ha chiuso il reparto Covid di San Vito, il bilancio di Marianna Conte, sono stati curati 23 pazienti, 7 decessi, oggi viene riattivato l'hospice. Il Forte Spirito di squadra ci ha fatto superare le paure, quanto è duro morire soli, questa è una cosa che fa sempre
pensare, mette un po' i brividi francamente. Andiamo ad argomenti più leggeri e per quanto riguarda i Ramarri, il Pordenone in Serie B, Pordenone Calcio a Fontana Fredda, ecco i soldi, una casa in attesa del nuovo stadio, pressing di Bolzonello, la giunta Federica col sostegno di tutto il Consiglio regionale sblocca i primi 600.000 euro per i lavori. Vedete che lo stadio di Fontana Fredda è molto bello ma non ha tutte le caratteristiche, quindi impianto pronto a fine ottobre, Lovisa però tace e lavora sotto traccia, sicuramente presidente del Pordenone. Andiamo avanti, andiamo a vedere i termoscanner 2.0 targati Alpi Aviation in regia Tammaro, ex comandante delle Frecce Tricolori, dai droni la tecnologia per 3 dispositivi GSA è già cliente. E c'è una cosa interessante, io la mascherina non la reggo e chiude il negozio, stiamo parlando del negozio Passepartout di via Garibaldi, in corso Garibaldi a Pordenone. Andiamo a vedere il caso, probabilmente questo non è successo a Pordenone, ma è di Pordenone la persona. È nella zona di Livorno, scivola e precipita da 10 metri sulla A12, dipendente dell'Euronics, muore a 54 anni. Pordenonese era andato a controllare alcune piante su un terreno sopra la galleria. Poi è scivolato, lascia la moglie e una figlia. Ha fatto un volo di 10 metri oltre, diciamo, da sopra la galleria dove ci sono questi passaggi in autostrada. Proprio una cosa, morire così è proprio, non so se dire assurdo o cosa del genere. Andiamo a vedere il processo Scotch sulle piaghe, inflitti 18 mesi alla badante, l'accusa sgridava e picchiava l'anziano invalida lasciandole ematomi, la difesa e chimosi dovute alle fragilità capillari. Il caso parente calunniata, coppia a processo, moglie condannata. E poi assembramenti, multati in 9, rispuntano le truffe. Tanti argomenti nella pagina della giustizia. Usciamo dalla giustizia ma rimaniamo sempre in Pordenone. Misurazione della febbre per entrare al cinema, stasera riapre Cinema Zero, capienza delle sale trattate con ozono ridotta al 30%, salta la collaborazione con il drive-in. E poi a Lignano, salotti esterni e contapersone ripartono corsa al Mr. Charlie, che per Pordenone molto probabilmente messa in cronaca di Pordenone significa che è un po' più, come possiamo dire, noti al pubblico pordenonese. Cordenons, usciamo dalla città di Pordenone, andiamo a Cordenons, scuola Duca d'Aosta, a 8 anni dal crollo, al via l'ultimo lotto di riqualificazione, consegnato il cantiere per un valore di 2,9 milioni di euro, all'interno un grande spazio polifunzionale per i cittadini. Adesso andiamo a Porcia, rompe la vetrata del Palasport, la famiglia risarcirà i danni, un ragazzino è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza pubblica, segnalazioni alla procura dei minori di Trieste per danneggiamento aggravato. E invece andiamo a Roveredo in Piano, il dopo emergenza, l'assessore comunale scrive al Premier Conte, aiuti il commercio. Poi ancora andiamo nella zona di Sacile, sit-in in Sant'Odorico, si chiede la riapertura dell'ufficio postale, appuntamento domani in Viale dei Cipressi, la chiusura si protrae da 3 mesi, i titolari di conti e libretti non possono fare operazioni nella sede di via Cavour. Cioè allora come faccio? Ma come fai a chiudere se non puoi fare altre cose? Ma non lo so. Dunque Aviano, previsti più spazi esterni per i pubblici esercizi senza pagare la TOSAP, e sulla Pedemontana albero sull'automobile, donna alla guida illesa, e c'è la foto piccolina, magari difficilmente si vede chiaro, di questo incidente. Andiamo a vedere altri titoli. Zoppola, raccolta di fondi per operare una bimba di 5 anni, servono 60.000 euro per effettuare un intervento all'estero, 1.000 donatori hanno già permesso di arrivare a 30.000. E poi Fiume Veneto, alberi rotti durante i lavori del consorzio vengano sostituiti. E ancora Azzano X, controlli costanti della polizia locale contro i vandalismi. Certo che i vandali
sono proprio sempre attivi in questa cosa. San Vito al tagliamento, addetti tutti negativi al Covid, la casa di riposo può riaprire. Nella struttura gli incontri tra ospiti e familiari erano stati interrotti 3 mesi fa. Le visite saranno possibili da lunedì su prenotazione e preferibilmente all'esterno. E poi ancora Valvasone Arzene con la foto del sindaco, mutui rinegoziati, decisione discussa davanti al Consiglio, Morsano al tagliamento, la Maschio Gaspardo eletta star digitale. E ancora andiamo a vedere, qua siamo a Spilimbergo, indennità INPS a 8 stranieri ma erano all'estero denunciati, intascati 68.000 euro, rientrati in patria senza avvertire, continuavano a percepire il contributo. E poi Sequals, una messa in suffragio per dargli l'ultimo saluto. Si tratta di Luciano Montagnier, che non era stato possibile farlo prima. Mi pare che stiamo finendo con la nostra rassegna stampa. Siamo a San Giorgio della Richinvelda, bomba d'acqua, strade allagate e traffico in tilt. In un paio d'ore sono caduti 65 mm tra Domanins e Rauscedo, bloccata la circolazione lungo la ex provinciale 6. E poi ancora, per quanto riguarda Maniago, siamo nell'ultima pagina, Agenzia delle Entrate, si tema che la chiusura sia definitiva, lo sportello non ha ancora riaperto dopo la serrata per il coronavirus. Carli chiama a raccolta gli altri sindaci e resta in contatto con l'assessore Zilli. L'ultima notizia, ricordando padre Ernesto Tomè, realizzato da un gruppo di amici di Vivaro, l'omaggio a 2 mesi dalla scomparsa. Padre Ernesto Tomè, ricordato in musica con un video college. Queste sono quelle cose belle. E per oggi abbiamo finito la nostra rassegna stampa. Vi ricordiamo che andiamo in onda anche nel pomeriggio sulla pagina di Confartigianato Gorizia per quanto riguarda le notizie economiche, e soprattutto questa sera, ieri sera abbiamo fatto una pausa, non ce l'abbiamo fatta, ci sono state delle cose che ci hanno portato a evitare di fare questo appuntamento. Comunque stasera ci saremo di nuovo alle 22 con il riassunto della giornata, e a questo punto, come al solito, non mi resta che dirvi appuntamento comunque a domani dopo le 10 per quanto riguarda i telegiornali del Friuli Venezia Giulia. Bonfanti chiude.